Buongiorno da Popozze, buongiorno da Leandro Maggi. Commovente la cerimonia della posa delle pietre d'inciampo davanti al municipio a Popozze in memoria di Felix Moscovic, di Viera Moscovic e di Julius Moscovic, ebrei detenuti a Popozze ed uccisi ad Auschwitz. Le pietre d'inciampo sono un'iniziativa dell'artista tedesco Günther Demning per ricordare i cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. L'iniziativa consiste nell'incorporare nel selciato stradale delle città, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni, dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone, della dimensione di un San Pietrino, 10 x 10 cm, con inciso il nome, la data di nascita e la data di morte, se conosciuta, della vittima del nazismo. La famiglia Moscovic era stata confinata nel campo di concentramento di Popozze. In questo modo, infatti, si esprimevano gli atti ufficiali, seppure gli internati fossero ospitati presso famiglie private. Nell'occasione sono stati ricordati il podestà dell'epoca Pivanti, che fornendo alcune carte d'identità timbrate di in bianco, riuscì a salvare circa 25 ebrei, che riuscirono a scappare prima delle deportazioni del 1943, e Don Giovanni De Stefani, ex parroco di Panarella, che nel 1943, a rischio della vita, contribuì alla salvezza di una coppia di ebrei cecoslovacchi. Il prelato, sfidando le SS a sprezzo del pericolo, nella soffitta dove si erano nascosti anche grazie alla complicità del farmacista del paese, portò quasi quotidianamente il cibo per la loro sopravvivenza. Quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa sovietiche liberarono proprio il campo di concentramento di Auschwitz. Shoah è un termine ebraico con il quale si indica lo sterminio del popolo ebraico avvenuto durante il secondo conflitto mondiale. Infatti, tra il 1939 e il 1945, circa 6 milioni di ebrei vennero sistematicamente uccisi dai nazisti del Terzo Reich con il folle obiettivo di creare un mondo più puro e pulito. Giusto per dare la grandezza dei numeri, è come se avessero sterminato l'intera regione Lazio, 6 milioni di persone. Tenete presente che il Veneto ne ha 5. Il Comitato per le pietre d'inciampo è nato nel 2022 con l'intento di restituire memoria alle persone che durante il periodo del nazifascismo furono deportate nei campi di sterminio. E non vi nascondo la mia emozione stamattina ad essere qui con voi, presente oggi alla posa di queste 3 pietre d'inciampo in memoria dei membri della famiglia Moscovic, Felix, Julius, Vera. Ieri ad Adria, con una cerimonia toccante come sarà quella di oggi, abbiamo posato la pietra dedicata a Guido Anselmo Ravenna. Per il Comitato delle pietre d'inciampo di Adria si potrebbe dire che un percorso si conclude con la posa di queste pietre, che abbiamo ottenuto dopo un lungo percorso dall'associazione tedesca Stolperstein. Ecco, un percorso si conclude certamente, ma noi adulti e anche voi giovani dobbiamo essere convinti che oggi un percorso inizia, perché il gesto, ragazzi, che tra poco sarà compiuto restituirà dignità ad alcune delle tante vittime della persecuzione nazifascista. E questo gesto è affidato certamente alla comunità di Popozze, ma è soprattutto affidato a voi, è affidato alle vostre mani, a voi che siete giunti consapevoli a questo appuntamento, guidati dai vostri insegnanti, che ringrazio. In voi, ragazzi, noi adulti confidiamo perché siate costanti testimoni di memoria.